Una crescita che a fine 2022 si è attestata al 3,7%, ma che pure in espansione è andata progressivamente rallentando nel corso dei mesi. L'occupazione è aumentata complessivamente del 3,6%, ma nell'immediato restano significativi margini di incertezza, legati soprattutto all'evoluzione del contesto geopolitico e dell'inflazione. Questo è il bilancio del quadro economico della Regione Liguria, tracciato dalla Banca d'Italia nel suo tradizionale rapporto annuale sull'economia ligure. Nonostante i rincari, a partire da quelli dell'energia, oltre 4 quinti delle imprese liguri hanno conseguito un risultato positivo, con la redditività sostenuta dai prezzi di vendita. Il settore trainante ancora una volta è stato quello del turismo, con i flussi cresciuti del 31,7%. Sono in particolare i turisti stranieri a trainare la crescita, oltre il 70%, la cui spesa, secondo l'indagine, in Liguria è aumentata del 75%. Nel complesso i pernottamenti si sono portati su livelli leggermente superiori a quelli precedenti la pandemia. Nell'industria in senso stretto la produzione ha decelerato fino a stabilizzarsi. Le ore lavorate sono risultate sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente, ma è proprio questo settore che ha risentito in maniera maggiore dei rincari dei costi produttivi. Il fatturato è aumentato del 3% per il rialzo dei listini. Inoltre si è ridotta di oltre il 14% la spesa degli investimenti dopo 4 anni di crescita. Bene l'occupazione, che è aumentata complessivamente del 3,6%, superando i livelli pre-Covid, trainata dal lavoro dipendente più 6,3%, mentre è diminuito quello indipendente. Il tasso di disoccupazione si è ridotto al 7%. Anche il settore delle costruzioni ha continuato a crescere a ritmi sostenuti, con le ore di lavoro dichiarati alle casse edili salite del 18% grazie alla prosecuzione dei lavori per le opere infrastrutturali e alle agevolazioni delle ristrutturazioni. I campanelli di allarme però per il 2023 hanno già iniziato a suonare. Le compravendite di immobili hanno continuato a crescere, anche se in modo meno intenso rispetto al 2021, sia nel segmento abitativo più 5,6% che in quello non residenziale più 4%. È proseguito infine l'incremento dei consumi grazie al positivo andamento del mercato del lavoro, ma è stato frenato dal rialzo dell'inflazione al 13,6% in regione a dicembre 2022, che ha interessato soprattutto le componenti di spesa legate all'abitazione e alle utenze, la cui incidenza sul totale in Liguria è superiore rispetto all'Italia e che pesano maggiormente nel paniere di consumo delle famiglie meno abbienti.